Un saluto a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Noesis Filosofia in Sardu. Oggi queria dare un argomento che forse non, su quale non si questiona a me, sta a narrare sa filosofia in Sardegna, sa pregunta che in meda si fa che non si sia stata una tradizione filosofica in Sardegna. Narimoso che in Sardegna forse prima dei suoi 700 o del secolo XVIII non è stata una tradizione verdadera filosofica, però possiamo rintracciare tutta una serie di literatos e di produzione letteraria innanzi a questo secolo. È chiaro che tutto ischimoso che sa testimonias letterarias più anticas si devono cliccare in sedate di mesu. In questo periodo agattamos sos condaghes, documentos di carattere giuridico-amministrativo come sa carta de logo. In su battorchentos bisogno poetas religiosos come Antonigano, in su chimbighentos sa figura pronodida del litterato escussa de Geronime Araolla e bisogno intellettuales come Sigismondo Arquer e Giovanni Francisco Vara. Finza all'ompere a su seschentos con due scrittores come Sorgolesu Giovanni Matteo Garipa e Antoni Maria de Sterzili. Duca, questa è un pago sa situazione di una produzione letteraria, poetica di importo umano che però non si può definire come produzione filosofica. Ma provvedere di filosofia bisogna disettare a metà del secolo XVIII. Difatti, fino a sul Settecento non bisogna in Sardegna, come abbiamo sonato, figuras de filosofos. Con tutte le precauzioni e cautelas si può narrare che sa filosofia sarda incomincia a muovere i primi passi parisi a sa riforma delle università de Casteddu e Tattari, promore de su piemontese Bogino in sos annos 1764-65, che favoresse in qualche maniera sul rinnovamento della cultura in Sardegna, mescamente prosughi per tocca da sa filosofia e si scienza, con l'istituzione delle cattedras de fisica sperimentale in solduoso Ateneo Sardoso. È chiaro che da un punto di annotto politico, os piemontesos non è che sia stata una presenza, come a narrare, proprio aggradecida da sol sardos. Pensiamo a suo triennio rivoluzionario, abbiamo festato fino al 28 di aprile sa dieta sa Sardegna e la festiamo ogni anno, duca su sistema di fiscalizzazione, di oppressione dei piemontesos conforme a sol sardos, però da suo punto di annotto, culturale e prosughi per tocca da propriamente sa università e tocca da riconoscere che si è fatto questo tentativo di riforma che ha azzutto proprio l'istituzione di calincunas cattedras in sa università sardas. In su 1764, anno della promulgazione della Costituzione della nuova Università de Casteddu, sa cattedra di fisica venne assegnata a Giovanni Antoni Cossu, che fu già professore di filosofia a Bologna. Cossu nasce in Cuglieri, su de Gennoe de Lampada, del 1725, a sedate de 3 anni si trasferì in Casteddu per imparare sa retorica e sa umana litteras e appustisi intrada in sordine de sol servitas de questa congregazione religiosa in Tattari. Si perfeziona in Torino sotto la direzione del suo fisico Giovanni Battista Beccaria, che è uno dei suoi babbos, dei suoi fondatori dell'elettrologia, cioè sta a narrare questa scienza che in qualche maniera una branca della fisica che si occupa dei fenomeni elettrici. Ha descritto Giovanni Battista Beccaria un'opera meda interessante di interesse umano che è l'elettricismo artificiale e naturale. È un'opera proprio interessante dal suo punto di annotto scientifico che fa abbiere che sono proprio i primi esperimenti elettrici in questo periodo.
Dai su 1764 a su 1770, sempre Giovanni Antoni Gossu insegna da fisica in Casteddu e in sa lezione sua fa de conoscere a sol dischentes filosofos modernos comente Genovesi e Gerdil e in sas esercitaciones propone de quistiones supra su rapportu intre teologia morale e dottrina giuridica, con succumbido a tenere in consideru prus aspettos praticos chi no cussos speculativos. In su 1786 est nominadu Piscamu de Bosa e moridi su seghi de augustu de su 1796. Piscamu de Osa ducas fudi un omine de Grecia, ma no intames ha esercitato una influenza manna in sa cultura des'epoca sia in sa penisola ma finzas in Sardegna. Un omine de Grecia chi s'est occupato de fisica, de temas de morale e atras cosas. Ducas idimos giai proprio sas primas figuras de intellettuales chi caratterizzano su secolo XVIII in Sardegna. Sas ideas illuministas chi si sparghinan in tutta Europa in questo periodo lompene finzas in Sardegna e si da un'ala hanno bisogno operas filosoficas di importo teoretico da esattera sos intellettuales sardos conoscono autores modernos come Cartesio, Spinoza, Leibniz, Malebranche, Hobbes, Locke e illuministas come Voltaire, Lamettrie, Montesquieu e Rousseau. Podimo narrare questo, che la cultura illuministica, lo vediamo tra poco, di sicuro è di importo umano che cambia da muda da sa mentalità conforma a su secolo sesquento, che fu di su secolo dell'assolutismo, vediamo l'esperienza in Francia con Luigi e Battoldi, che su Re Sole, come è ben definito, in sus etichetti le cose cambiano, che si alena da un'area nuova, possiamo narrare, che è questa proprio della mentalità illuminista. E a vedere tra poco qualche particolare sopra dell'illuminismo. Si dà una banda questo altro intellettuale, Giovanni Battista Garau, professore di fisica etica in Casteddu, polemizza contra sul filosofo illuministas, da esattera intellettuales come Matteo Luisi Simon presenta una apertura a sas ideas desolumenes quando si mostra da contrario può narrare a sa tortura, considerata una pratica che anda da contra a sa cultura moderna. Dunque ha bisogno finza a parere in disaccordio entre sul filosofo e sos intellettuales di questa edade, chi è a favore della mentalità illuminista, sas ideas illuministas in qualche maniera entrano in Sardegna e chi invece è contro, è di una mentalità più conservadora e tradizionalista. Intre sos intellettuales e più attivos in questo periodo non si può non aumentare su bonesu Giovanni Maria Angioi, nascido in su 1751 e molto in su 1808, professore di istituzioni civiles in Università de Casteddu, critico con sa cultura ezza e attento a sas ideas noas. Este intre sos protagonistas maiores come ischimos de sos motos antifeudales, su triennio rivoluzionario in Sardegna. Né Simone né manco Angioi hanno lasciato iscritto de marco teorico politico, di adesso vista bello a tenere qualche testimonia più sostanziosa delle attività intellettuale, politica e filosofica di gustos politicos o filosofos, di gustos intellettuales sardos del secolo e XVIII. Queria fare un excursus medalestru sopra l'età dell'illuminismo. L'illuminismo è una parola che pone in evidenza cosa che è fedele a sa terminologia e tutto, un vago sa parola e tutto lunara, l'illuminismo è fare riferimento a sollumenes desa resone. Illuminismo può narrare con su filosofo Immanuel Kant è sessida desomine da stato di inferiorità, di minorità che issu deve attribuire a issu e tutto. Sapere aude, questo motto oraziano ben ritornato alle aree in considero da Kant,
che narrare deve essere capace di servire dell'intelligenza propria. Uno deve essere attribuito in simpreu dell'intelligenza in sostanza. Dunque, questo è un bago su motto dell'illuminismo. Questa ovviamente Deo so sintetizzando, so cercando di fare una sintesi del suo penso de Kant, sa domanda che l'hanno posto, sa risposta a mezzo a questa domanda i test dell'illuminismo, Kant imprea da questa paraula. Su questo è più lungo, però noi in questo contesto non si importa da sintetizzare concettualmente che è un'età di Noa, un'età in cui la ragione bene di posta in evidenza. Illuminismo si vede concetto cales idea di tolleranza, lotta e guerra sos pregiudizios de sa vide, de sol dogmas. Ducas, questo illuminista è una mentalità antidogmatica, su dogma è una verità che è assunta come assoluta, che non si può porre in duda, in discussione. Ducas questa mentalità arreca da un contesto sociale e culturale meda de fermento, meda vivo, potremmo narrare. Bisogna filones su filone deista, che su illuminismo fondamentalmente è una dottrina filosofica, un indirizzo filosofico che pica da sul deismo e sta a narrare una forma di religione naturale, di religione razionale, Deus benibidu come su grande architetto dell'universo che ordina da su mondo e duca su deismo non tiene nuda a te vagare con salfedes positivas come su cristianesimo, su ebraismo e finzas a Islam che sono esas tres grandi fides monoteistas e ducas a fides positivas che sono fides che si sono istoricizzadas. Un altro filone o ultra questo deista è finzas su filone materialista rappresentato da Solgiai Mentovados la Maitri, Dolbach, e tenimos atteros o filosofos predotto pruscatotto in illuminismo francese, Helvetius, po mentovare sol nomenes e prusu de importu. Ducas bisogna medas elementos finzas che arricchino un bago su panorama culturale di questo periodo. Un altro intellettuale di riferimento è Domenico Alberto Azzuni, tattaresu, che nasce in anno 1749 proprio in Tattari e muore in Casteddu in su 1827. Dunque, vediamo proprio di questo intellettuale che hanno caratterizzato questa epoca. Sigidi in Università de Tattari su corso de filosofia e artes e consigidi su magistero in su 1767, finzas a conseguire in su 1769, dunque a 2 anni apustisi, su baccellerato in sa facoltà de legges e sa laurea in su 1772. Questo è un vago su percorso accademico de Azzuni. 2 anni apustisi in su 74 si trasferì in Torino e in sos annos 1786 e 88 in questo anno pubblica da su dizionario universale resonato della giurisprudenza mercantile. Uno dei suoi interessi di Azzuni fu di proprio l'ambito mercantile, l'ambito del suo commercio. In Torino diventa da senatore e socio della Reale Accademia delle Scienzias, della Reale Società Agraria e della Patria Società Letteraria. Collabora con una rivista meda famata in questo periodo, che fu di sa Biblioteca Oltremontana, che è una rivista di marco illuminista e pubblicata a partire questa rivista dal 1787 e apostisi biazzata in meda cittades desa penisola. Ducas è una figura di intellettuale meda, può narrare cosmopolita in qualche maniera,
Su cosmopolitismo fu un'altra caratteristica de fundamento dell'illuminismo, essere cittadino de su mundu e non a si inserrare in un contesto particolare, ma essere l'idea di tolleranza, di essere cittadino de su mundu, funi due idee che caratterizzano proprio quest'epoca. In su 1797 Azzuni pubblica la sua dissertazione Supra l'origine della bussola nautica e in su 1798 pubblica da su saggio Supra la storia geografica, politica e naturale del regno de Sardegna. Diventa da pustisi funzionario del regime de Napoleone Bonaparte e in su 1818 torna in Sardegna e diventa da presidente della Biblioteca Universitaria de Casteddu fins a su 1827, che è anno molto. Azzuni fa una polemica con uno dei filosofi più mannos dell'epoca, sta narrare Fichte, esponente dell'idealismo tedesco, che in su 1800 questo filosofo tedesco, Fichte, pubblica da Stato commerciale serrato in cui sostiene una prospettiva individualistica e in cui afferma che si Stato non deve solo tutelare i diritti originari, ma deve finza affianzare a tutti i cittadini su traballo e su benessere. Fichte sostiene che le guerre sono causate dalle collisioni dei interessi commerciali tra i Stati. Azzuni si oppone a questa prospettiva di Fichte affermando la necessità della libera navigazione commerciale e la necessità di evitare le guerre. Sos commercios sono di importo per far crescere la ricchezza dei popoli, per far crescere l'economia, ma la condizione pro commerciare è la paga. E noi che veniamo a un altro concetto di importo umano di Azzuni, questo di preservare la paga. La paga, di fatti, pro Azzuni è il principio a fondamento di sviluppo economico e sociale dei popoli. Su tema della paga è stato affrontato in altre opere contemporanee, come è scritto da Kant, intitolato Pro sa paga perpetua. Questo scritto Kant l'ha pubblicato in su 1795, uno dei suoi ultimi scritti del filosofo de Königsberg, e in autore finza si presente su tema della paga come Voltaire e Bentham. Ma Azzuni è contrario vinza a tesi di origine pattizia del Stato, a questo che è su contrattualismo, che il Stato è frutto di un contratto sociale. Questa tesi è stata sostenuta da Rousseau, appunto, Jean-Jacques Rousseau, che ha scritto proprio un'opera, Le contrat social, su contratto sociale, che va da proprio dell'origine pattizia del Stato e della tesi contrattualista. Nega da Azzuni la derivazione del suo potere dal suo popolo. In questa maniera possiamo forse considerare, con tutto il beneficio dell'inventario, possiamo narrare con tutta la cautela che è un vago antidemocratico, questa concezione che il suo potere non viene dal suo popolo. Contesta da ogni forma di Stato rappresentativo e democratico, è prospettato in sall'itera persiana de Montesquieu. Montesquieu ha prospettato vinza sa parzitura del Stato in tre partes, sos poderios parzitos in tre partes, questo legislativo, esecutivo e giudiziario, proprio in sopra l'esprit de loi, lo spirito delle legges, pubblicato proprio da su filosofo francese Montesquieu. S'intellettuale tataresu, Azzuni, vive accaddo intre l'illuminismo e su romanticismo, ma è un meledo illuminista che costituisce di sa trama in cui si fonda da sa filosofia di Azzuni che si può debiere in sa vita, in su progresso e in su cosmopolitismo. Prosughi per tocca da su penso religioso, Azzuni dell'illuminismo non accetta da su deismo, su che abbiamo nato innantisi, su materialismo e s'ateismo e pensa da che la libertà religiosa è intre as causas principales della parzitura sociale. Ducas, in questo senso, Azzuni è reazionario e non accolle sas idee noas dell'illuminismo, finza si vive de fatto in questa età.
Pro sa Sardigna, issu auspica da su baricamentu de sa retradesa economica, s'abolizione de su feudalesimu e s'intensificazione de sos commerzios, chi produini ricchesa. Su meritu chi bisonza a riconoscere a Zuni est cussu de essere un riformista moderatu chi preferi di temas di ordine praticu ligados a s'economia politica e a su diritto internazionale a temas invece de ordine teologicu metafisicu. Ducas in pagas paraulas amos chilcadu de torrare a mentare questa figura di intellettuale de custu secolu. Può accabare, chiariamente ovare finzas un altro intellettuale di Portumannu, che è Giovanni Maria Dettori, che nasce in Tempiu in s'anno 1773 e mori in Torino in su 1836. Sigue de sus studios filosoficos in Tattari e a Pustisi si trasferì in Casteddu pro studiare teologia. Inoghe in su 1807 insegna la teologia morale e in su 1814 est cramado a insegnare sa matessi materia in Torino. Intre su 1824 e su 1828 pubblica da sas istituziones de teologia morale che costituiti una ina utile pro sos studentes non prus obbligaos a iscriere sa lezione sutta dettadura. Ducas issu si occupa de tematicas pruscatottu de ordine morale, filosoficu, teologicu. Dettori est difatti teologu e filosofu. Comente teologus est occupato de quistiones de teologia morale, attinentes a sas problematicas chi pertoccan sa cussenzia e a sa dibata intre cussu chi si narra probabilismu, probabiliorismu e equiprobabilismu. Custas tres indirizzos de sa morale teologica. Su probabilismu est sa dottrina sostenida de sos gesuitas in su seculu XVII, secondo sa cale, in sos casos in ue badduda, in s'applicazione de sa regola morale, bastada, pro non faghe peccadu, a si attennere a una regola probabile. Questo est su probabilismu. Su probabiliorismu est sa dottrina, secondo sa cale, in sos casos in ue s'applicazione de sa regola morale non est zelta, e bisogna da seguire non una calisi sia da opinione probabile, ma sa brus probabile. Ducas est questa si sfumatura chi est intre probabilismo e probabiliorismo. Pro accabare sequi probabilismo o probabilismo moderatu ammiti di su carattere non imperativo de sa legge in duda, pezzi quando sas opiniones in contrasto hanno un grado uguale de probabilitade. Ducas questo est un pagu sas quistiones che issu dibattete e chi affronta in s'ambitu de sa teologia morale. In sas operas de Dettori non mancano finzas riferimentos a Austinu de Ipona e a Tommaso de Aquino. E sas criticas finzas a sos filosofos modernos mescamente sos illuministas, ducas a Dettori puru si prospettat in una area, si pone in una prospettiva anti-illuminista. Pro su chi pertoccat s'aspettu filosoficu, Dettori si occupa di filosofia politica con una attenzione a su diritto internazionale e a su rapporto intre legge positiva e legge naturale, faghinde derivare sa legge naturale da esa legge divina. In questa maniera leadas al distanzias da esos illuministas chi sostenin sa mera razionalidade de sa legge naturale. È chiaro che quando parliamo de legge naturale est questa legge universale chi est supra de totus. Su matessi aggettivo naturale si impreat finzas in s'ambitu propriamente di fatisi legislativu, su diritto naturale, che è cussu sul diritto universale e universale secomente sul diritto a sa vita, invece sul diritto positivo è sul diritto istoricizzato e ducas a questa legge particolare che poten finzas a variare da paese a paese. Sa moderazione che Dettori ha sempre apidu e sa beltura posizione del rinnovamento è scostata a issu sa destituzione da esa cattedra de teologia
dalle università de Torino in su 1828. Ducas Augusto è un pagu su contesto sociale e politico de su 1700 e finza filosofico, in cui tenemos queste figuras de intellettuales che hanno caratterizzato i suoi studi in Sardegna in quest'epoca, in questa età, ed io mi sono servito finza come fonte informativa di un libro e sido qualche anno a Como, lunaro gusto finza a poter qualche riferimento bibliografico che potrebbe essere finza utile. Questo libro del professor Antonio De Logo della Università de Tattari, che si intitola La filosofia in Sardegna 1750-1915, etica, diritto, politica, edito da Condages, da Sadomo de imprenta a Condages, che è una delle fonti di interesse umano, finza a può cliccare di fare un pago di lughe e sopra di questo periodo. Non è come autore totunara da un'opera esaustiva, però non data qualche indicazione, esa cifra di questo che è sul contesto culturale della Sardegna del secolo XVIII. Io posso grazie a finza po mai seguito in questa puntata e vi do appuntamento a sa prossima. Adiosu.